Si parla di 361 milioni di euro dovuti ai rincari a causa del ritardi del Covid e a causa della guerra in Ucraina. Ecco, quello che ci viene da dire subito è se la SIS avesse rispettato il cronoprogramma della terza e ultima convenzione, i lavori sarebbero stati terminati prima e non saremmo entrati in questo periodo negativo. E quindi io credo che da parte della Regione non sia dovuto neanche un euro. Il Partito Democratico del Veneto va all'attacco dopo le ultime stime sui costi della superstrada pedemontana veneta in crescita di 361 milioni di euro, portando così a 2 miliardi 880 milioni l'ammontare dell'opera. Nel 2017, esattamente nel marzo del 2017, questa azienda privata ha usufruito da parte dell'amministrazione Zaia, dalla Regione Veneto, di 300 milioni di euro. Zanoni pone poi l'accento sul tema quanto mai dibattuto dei pedaggi. Si era impegnata a dare un'agevolazione, ovvero un'esenzione di pedaggio ai cittadini di ben 70 comuni che si ritrovano nel percorso e nei comuni limitrofi al percorso dei 94 km della superstrada pedemontana veneta. Ecco, questa esenzione del pedaggio nel tempo l'ha voluta togliere. In questo quadro io credo che sia veramente improponibile e irricevibile la richiesta di ulteriori 361 milioni di euro. Zaia faccia valere l'interesse pubblico perché, aggiunge Zanoni, da diversi anni evita di applicare le penali per il ritardo accumulato nella realizzazione dell'opera e inoltre non si fa restituire i 20 milioni di euro di IVA non dovuta. Due azioni che è la Corte dei Conti di Venezia a richiedere. Mi auguro, conclude Zanoni, che la Regione non dia un euro in più. Vorrei essere ottimista, ma se guardo alla storia recente e a come quella convenzione non è mai stata applicata a favore dei cittadini e dei contribuenti veneti, mi viene da dire che la Regione potrebbe fare delle concessioni che io credo non dovrebbe assolutamente mai fare.